È il più classico dei testacoda, quello che si gioca allo stadio Ilardo di Lascari tra il fanalino di coda Lascari Cefalù e la capolista dell'eccellenza Girone A, l'Athletic Club Palermo, che si prepara al big match di domenica prossima contro il Gela. Lo fa ruotando un po' gli elementi a disposizione di mister Filippo Raciti, ma di fatto, come stiamo per vedere, la partita sarà un monologo a tinte nero-rosa. Qui subito Spinola che va in azione personale, conclusione dalla distanza, parata dal portiere Maggiore, oggi titolare vista l'assenza del titolare ma poi a un certo punto Spinola alza la testa, carica il destro, batte Maggiore, 0-1, ancora un capolavoro da parte di Leo Spinola dopo la splendida punizione di 2 settimane fa a Marsala. Va in vantaggio l'Athletic che insiste, non molla la presa contro l'Ascari Cefalù che appare inerme. Qui Spinola arma il piede di Prezzabile che sterza sul sinistro, va alla conclusione, la palla sorvola, la traversa, rimane fermo Maggiore, ma rimane fermo il Lascari Cefalù che nulla può contro gli attacchi dell'Athletic. Qui le nostre telecamere seguono la corsa di Azimati che alza la testa, mette in mezzo, non riesce Mistretta per un soffio ad arrivare sul pallone, ma l'ex attaccante dell'Unitas Sciacca avrà tempo per rifarsi. Qui conclusione sul palo di Maggiore che non è perfetto, e allora al 38esimo minuto arriva lo 0-2 firmato da Domenico Mistretta, l'attaccante palermitano che sarà puntello fondamentale in questo finale di stagione per l'Athletic Club Palermo, che insiste qui con l'azione al limite dell'area, ancora con Spinola che semina il panico nella difesa cefaludese, poi conclusione di Torres, liftata e ci vuole il volo di Maggiore a metterla fuori. Qui con le immagini di Pietro Piazza passiamo dalla fine del primo all'inizio del secondo tempo. Crivello alza la testa, lancia per Sangaré che scappa alle spalle della linea difensiva dell'Ascari Cefalù, anticipa l'uscita di Maggiore e deposita nella porta vuota la palla dello 0-3 in gol. Anche Sangaré, uno dei pretoriani di mister Filippo Raciti. È partita chiusa per la capolista che chiude dunque i conti. C'è tempo ancora per un attacco da parte dell'Ascari, la prima vera conclusione verso la porta in tutta la partita. La firma Mineo, non c'è grosso pericolo per Romano, poi da questo calcio d'angolo la palla spiove sopra la traversa fino ad arrivare ai 3 fischi del direttore di gara. Vince l'Athletic che resta al comando e domenica prossima attende l'arrivo del Gela. Da Sportisidi è tutto, alla prossima!